Il grande appuntamento di Penalty Awards vi aspetta a giugno, presto vi diremo anche nei dettagli cosa succederà appunto a giugno per quanto riguarda questa manifestazione organizzata appunto da Penalty e anche chiaramente con Video Mediterraneo. Salutiamo Alessio, Ciao, Alessio Patti, Ettore, prima buonasera. categoria. Buonasera a tutti. Andiamo come al solito velocissimi perché pensavamo di essere nei tempi, invece ci siamo allungati e tu insomma sei la solita vittima predestinata. Ci perdonerai. Allora, girone A, B, C, D, E, F, G, H di prima categoria. Iniziamo subito col girone A. Allora sì, perché si sono giocati spareggi in 7 degli 8 gironi, già la regia amico adiuva con le schermate, perché nel girone A lo Sparta Palermo già in finale per via dello scarto sulla quinta, Ares Menfi Città di Giuliana 3-1, quindi la finale sarà Sparta Palermo Ares Menfi. Per quanto riguarda i play-out, questi non si giocheranno perché la decima classificata Iatina Pro Monreale ha 19 punti di vantaggio sul Pro Villabate, che quindi retrocede direttamente. Per quanto riguarda il girone B, appunto è il girone che invece non ha né playoff né playout, in quanto manca una gara da recuperare della regular season, quindi le gare si giocheranno nella prossima, cioè dopo il recupero appunto di questa gara. Per quanto riguarda il girone C, uno dei pochissimi gironi dove si giocano, forse l'unico, sì, dove si giocano sia playoff che playout, Canicattì in finale, Caltanissetta Ravanusa 1-3, quindi Canicattì Ravanusa sarà la finale, Nicosia Castellana 1-3, Branciforte Sopranese. Le squadre in trasferta si salvano, mentre le squadre di casa dovranno giocarsi la salvezza nei prossimi 90 minuti di gioco. Per quanto riguarda il girone D, l'Acque Dolcese può riposarsi perché meritatamente, perché 14 punti di vantaggio sulla terza significano direttamente finalissima con la vincente tra Canicattì e Ravanusa, mentre per quanto riguarda i play-out, Profalcone e Furnari finisce 0-0 dopo tempi supplementari, mentre San Biagio e Trieste si giocherà domenica prossima. Nel girone E, Taormina in finale, Messina-Messana finisce per 0-1, quindi la squadra ospite si qualifica per la finale. I play-out non si giocano perché il Desport Gaggi ha 13 punti di vantaggio sulla Mediterranea Nizza e quindi condannata quest'ultima alla seconda categoria. Nel girone F, qui Ettore, poi ci fermeremo perché ci sarà il servizio, Calatabbiano Milo 1-1, quindi la squadra di casa per miglior classifica dopo i tempi supplementari raggiunge la finale, la giocherà contro il Cometa Biancavilla che a reti bianche ottiene una qualificazione in finale. E noi di Penalty siamo stati a Biancavilla per vedere questo insomma questo incontro, questa semifinale playoff tra Cometa Biancavilla Belpasso, finita 0-0. Fondo con l'Etna dietro le spalle, una visione orizzontale, tutta verde, un po' granata e accesa di blu. L'impianto è già bello così com'è, ma alcuni ulteriori miglioramenti sono già in vista. Se ne occuperà la società perché il comune non può e francamente non fa una piega. Il regolamento dei playoff vuole che il Belpasso debba pagarlo caro questo spettacolo non indifferente. Per i ragazzi di Mister Stella il pareggio può bastare fino al 120° minuto, poi diventa spazzatura. Gli attaccanti biancoazzurri vengono imbeccati prevalentemente attraverso lanci centrali, ma Platania, la torre avversaria, prende tutto. A Condorelli manca il morso del Cobra, dall'altra parte l'idolo di casa, Luca Arena, si ritrova nella medesima situazione, è un padrone alla luce del sole, ha il pallone ed è bravo, ma che è decisivo, devono vederlo tutti, se sbuca fuori dall'ombra non è la stessa cosa. Quando Reale viene espulso per il Belpasso mancano solo 5 minuti più supplementari, lo 0-0 persiste mentre i tifosi fanno uso di tutto l'arsenale di fuochi d'artificio a disposizione. Barbagallo, il gigante messo apposta da Stella, fa la sponda per Saraceno che sfonda una porta aperta sul deserto. Niente da fare. Per il Biancavilla, mister Basile sposta un po' di pedine a destra, a sinistra, fino a quando si fa egli stesso pedina. Entrando in campo ricorda a tutti che l'obiettivo è resistere. Il Belpasso non ne ha più e alla fine si rende conto di essere spacciato. La partita finisce, il nervosismo s'attenua, gioie e delusioni si mescolano insieme. Mister Stella, buonasera, i playoff per voi finiscono qui, come sta in questo momento? La vedo un po' abbattuto ma è normale. Diciamo un po' di amarezza, una forte amarezza, però ci sta, il pallone è questo. Mister, lei è più rammaricato per non aver vinto la partita oggi 1-0 o per essersi mangiato il secondo posto? Per avere mangiato il secondo posto. Amo l'opportunità diciamo in casa, però abbiamo un attimino è sfuggito. Capita.
Si riferisce alla partita col Milo? La partita col Milo, sì. Il calcio è questo, comunque l'importante è che oggi i ragazzi hanno stradimostrato di meritare di vincere, però quello non è questo, accettiamo, complimenti al Biancavilla. Mister, interessante la mossa di inserire Barbagallo per allargare un po' il fronte d'attacco, ci siete riusciti ma è mancato qualcosa, che cosa? Diciamo è mancato oggi un pochettino anche Ruggeri, Condorelli, questi sono uomini che per noi sono fondamentali per come giochiamo. Oggi un attimino, però va bene, hanno tirato un campionato, ora pensiamo un attimino alla Coppa che diventa fondamentale. Mister Basile, questo è il posto migliore probabilmente per vincere una partita straordinaria che voi siete riusciti a difendere perché avevate un risultato a favore. Ecco appunto, non siamo riusciti a vincerla, però non siamo stati di meno a bel passo, una partita giusto il pareggio, poi per il punto in classifica abbiamo in più, siamo passati noi. Ecco, merito va anche a loro, anche se hanno un'altra possibilità per arrivare in promozione. E quindi facciamo un in bocca al lupo anche a loro, per noi ancora è duro. Questo è infatti un momento difficile perché da una parte c'è la contentezza per aver superato il primo turno, però ancora la strada è lunghissima. Eh sì, ora andiamo in un campo, il Calatabbiano, e abbiamo saputo il risultato, che sono passati anche loro con un pareggio, dove hanno fatto tutte vittorie nel campionato e l'ultimo pareggio ora con il Milo. Ce la metteremo tutta, speriamo di recuperare qualche infortunato e quindi che poi a Calatabbiano che vinca il migliore, ecco. Mister, Arena riesce o a innescare i compagni o a innescarsi da solo. Il problema è che oggi il gol non è arrivato, è un problema persistente o è capitato? No, è capitato, Luca Arena ci ha fatto 18 gol quest'anno, ci ha abituato a delle cose pazzesche, lo sappiamo, come fortunatamente ce l'abbiamo noi, non gli avversari, speriamo che si sblocchi la prossima partita, ecco. Voi farete sicuramente del vostro meglio, però con una struttura così rimanere in prima categoria è davvero un peccato. Vabbè, quello sì, lo so, da 2 anni che c'è questa struttura, quest'anno noi non c'eravamo, però contati per arrivare ai playoff. Adesso siamo nella finale del girone, che speriamo che ci sia anche un po' di sorte là a Calatabbiano e che arrivi la promozione con il campo, ecco. Presidente Minervini, oggi non è andata, lo 0-0 non vi bastava ma lo sapevate, è deluso per il risultato in se stesso o anche per la prestazione, ci dica. Beh, è normale che la delusione è tanta perché abbiamo fatto una stagione secondo me esemplare contro tante problematiche a livello di infortuni, venivamo da un periodo diciamo no, però i ragazzi in settimana hanno lavorato bene, hanno lavorato con voglia, con serenità per la disputa di questa gara che sapevamo che era una partita molto difficile contro un'ottima squadra e da sottolineare l'accoglienza ottima della società Biancavilla perché nei campi dei dilettanti oggi non è facile parlare di sport o di fair play. La delusione è tanta, è chiaro che noi avevamo un risultato, loro ne avevano 2, ma abbiamo fatto un primo tempo scialbo, bruttino, il secondo tempo i ragazzi hanno dato tutto. Abbiamo sciupato parecchie palle e gol, quindi la legge del calcio è chi non la mette dentro poi bisogna pagare le conseguenze e questa è la giornata purtroppo negativa. Adesso lavoriamo serenamente perché ci aspetta un'altra partita importante, abbiamo la semifinale di Coppa Sicilia che potrebbe essere un trampolino di lancio per la promozione. Certo che questo del girone F era un grandissimo contesto, sia per quello che ha detto lei, sia anche per le squadre che partecipavano, che erano tutte molto attrezzate, però sicuramente voi non la prenderete come attenuante, però questo è anche un po' il contesto che c'era. Beh, il girone F quest'anno era un girone di promozione, devo essere sincero, se guardiamo tutti i gironi, il girone F era un girone forte e corazzato perché Belpasso, Biancavilla, Trano, Calatabbiano, Milo, poi la Catanese stessa, la Russo San Sebastiano, quindi tutte squadre attrezzate per fare bene anche in promozione. Noi sapevamo da inizio anno che sarebbe stato un anno durissimo, avevamo a mio avviso attrezzato una squadra per poter centrare la promozione diretta, non ci siamo riusciti, facciamo mia colpa, non ho niente da rimproverare ai ragazzi oggi perché ripeto il secondo tempo hanno dato tutto, vuol dire che lavoreremo, ricaricheremo le batterie per la semifinale di Coppa Sicilia. Infatti l'ultima considerazione, mollare proprio adesso sarebbe un errore madornale più che pareggiare oggi probabilmente. Sicuramente ci abbiamo provato, il pareggio sapevamo che ci stava stretto, per la regola dei playoff il pareggio purtroppo non valeva nulla, ma è andato così, è inutile rimpiangere, ormai la partita è finita, già da domani, ripeto da domani già ci saremo pronti per affrontare gli allenamenti nel miglior modo possibile, ci aspetta l'acqua dolcese, quindi
miriamo a quell'obiettivo che è primario per il momento. Allora siamo in chiusura, abbiamo gli ultimi 2 gironi velocissimamente, Alessio, perché i regia ci fucilano tra poco. Sì, Ettore, nel girone G la finale sarà Eubea Sporting Eubea Megara, vincenti rispettivamente con Lineri e Palagonia. Per quanto riguarda il girone H cade il Florenzia in casa contro lo Scicli 1-0, stessa cosa il Marina di Ragusa in casa con il Pozzallo, quindi la finale sarà Scicli-Pozzallo. Benissimo, grazie Alessio, sei stato come al solito velocissimo, bravissimo. Non sappiamo come ringraziarti per questa tua celerità. Dobbiamo chiudere perché siamo terribilmente in ritardo, però ti do 3 secondi per ricordare un appuntamento importante che ti verrà protagonista proprio qui nella provincia di Ragusa. Allora, io volevo ricordare ai nostri amici di Penalty che sabato 25 aprile li aspetto in piazza Marina di Ragusa per la 3ª edizione di Line Dance Sicily. Benissimo, dove tu balli. Tutta l'Etna Country Style vi aspetta. Benissimo. Tra l'altro sottolineiamo che sarete presenti anche martedì sera nel programma serale appunto di Video Mediterraneo. Il maestro Giuseppe Scaccianoce dell'Etna Country Style sarà qui martedì. Benissimo. Alle ore 21. Bene, 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 bene. Vedremo che cosa succederà, sarete come al solito molto molto bravi. Bene, allora che dirvi? Rimango insieme a te per annunciare la fine della nostra puntata, ricordandovi che ritorneremo la prossima settimana di nuovo in diretta a partire dalle ore 19 con una nuova puntata di Penalty. Tutto il calcio, di cui il calcio vero non parla mai. Voglio ringraziare la regia di Modica, ovvero Michele Rizza, Carmelo Gennaro, Renato ed Elio Scollo, e voglio anche ringraziare la redazione di Sicra Comunicazioni, Alessandro Fragalà, Lusi Gullotta, Achille Teghini. Appuntamento alla prossima settimana.